Vediamo il risultato del sondaggio. Lega, dopo il Quirinale, è finita la leadership di Salvini? Sì, per il 79,7%. I commenti al vetriolo sui social, i malumori nelle chat dei tesserati, che dalla rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale il capitano Matteo Salvini sia uscito malconcio agli occhi dei suoi, lo conferma il netto risultato del sondaggio di Ring, che lascia poco spazio alle sfumature. Per il 79,7% delle migliaia di telespettatori che hanno chiamato, la sua leadership nella Lega è tramontata, solo il 20,3% lo difende. Una frattura con i militanti che il partito deve ricomporre. Non a caso domani sera al K3, sede provinciale del Carroccio, i parlamentari trevigiani spiegheranno via webinar alla base come si è arrivati al Mattarella bis, ipotesi che alla vigilia del voto veniva esclusa. C'è un clima di grande fermento, i militanti desiderano capire come si è arrivata alla scelta del Mattarella bis. Penso che queste ore, i prossimi giorni, siano proprio utili perché ci venga spiegato come mai è maturata questa scelta che magari è sembrata a molti improvvida. Salvini è consapevole che il malcontento va contenuto e senza perdere tempo ha convocato il Congresso federale, nel quale peraltro si dovranno valutare le posizioni degli ultimi dissidenti, dall'europarlamentare Gian Antonio D'Arè al sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Anche questo un modo per ribadire la leadership offuscata che ben pochi nella Lega si permettono di contestare apertamente. Io non credo che la leadership di Salvini sia in tramonto o che sia messa in discussione, però non è in discussione la leadership, è in discussione magari il metodo con cui è stato scelto il capo dello Stato. Su questo credo che all'interno delle nostre sezioni con i parlamentari ci sarà ampio dibattito e la possibilità di capire come si è divenuti a questa scelta. Da una parte i militanti, l'elettorato, dall'altra il rapporto con gli alleati. La Lega è compatta e il centrodestra si ricostruisce, non c'è problema, ha detto il leader leghista arrivando in via Bellerio a Milano, dove ai cronisti ha chiarito. Io lavoro per unire, non per dividere, quindi non rispondo a polemiche, attacchi e guardo sempre oltre. Non risponde alla Ho Meloni scritto al Presidente no, non rispondo a chi critica, né da destra né da sinistra. Ma proprio tra gli alleati c'è chi lo invita alla prudenza. Se ogni tanto dimenticasse il telefono o si chiudesse in un religioso silenzio, farebbe bene a tutti, a se stesso prima di tutti e anche un po' a noi del centrodestra. Perché se da una parte c'è chi litiga, dall'altra c'è chi raccoglie, anche se con il sorriso. Tomaello, sono io che sto facendo un sacco di tessere di Fratelli d'Italia di delusi della Lega.